Di Maro Folgare del Napoli di Antonio Conte, attivissimo sul mercato. La volontà è quella di aumentare anche il tasso di competitività della squadra, perché sono 2 giocatori per un ruolo, quello che si sta paventando gli ordini di Antonio Conte. Vediamo quello che accade col seguente servizio. Pacato ma deciso, concentrato ed entusiasta. Si può riassumere così la prima conferenza in azzurro di Kevin De Bruyne dal ritiro di Di Maro. Il belga ha ammesso che con 5-6 settimane di lavoro con Antonio Conte potrà essere tirato a lucido e pronto per la nuova stagione. L'ex centrocampista del Manchester City ha inoltre spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare e sposare il progetto azzurro e la nuova avventura italiana. I had the project that the club showed me, and they wanted to invest in the club and they wanted to move on. They already are champions, so but they still are improving their squad. You already saw that they bought about 4 or 5 players, so I think they're building for the future. And obviously I'm not the youngest anymore, but I think I can still give something, so I'm hoping that I can help the team grow in a way, and I will also learn, from them, learn new way of playing, new style, new competition. So it's also exciting because I've not really followed that before because I didn't have the time. But now I have time to do something else, and I'm sure when everything goes well, I'll be fine. Come detto dallo stesso De Bruyne, 4-5 giocatori nuovi che ben presto potrebbero però diventare anche di più. Vanja Milinković-Savić infatti è sempre più vicino al Napoli. Il portiere serbo è rimasto in panchina per tutto l'arco dell'amichevole del Torino contro l'Ingolstadt. Del forte interesse dei Granata per Israele dello Sporting è un'altra prova inconfutabile dello stato della trattativa Milinković-Napoli. Da un indizio all'altro, Juanlu Sanchez da tempo nel mirino di Manna non è stato convocato dal Siviglia per l'amichevole contro il Sunderland, e dalla Spagna rimbalzano voci di una accordo sempre più vicino con gli andalusi per il classe 2003. A 1000 all'ora, senza sosta, in attesa di riscontri anche dalla Turchia per sbloccare in maniera definitiva e concludere la telenovela Victor Osimhen. Victor Osimhen che continua ad essere assoluto protagonista delle dinamiche in casa Napoli, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe accettato le condizioni dell'ultima offerta presentata dal Galatasaray, inserendo la famosa clausola anti-Serie A, o meglio ridefinita anti-Juventus. Tra poco ci soffermeremo a parlare anche dell'attaccante nigeriano, ma intanto Kevin De Bruyne, Cesare, che dallo stesso Antonio Conte è stato definito il giocatore che alza l'asticella della squadra. Beh, assolutamente. De Bruyne è il colpo non solo del Napoli ma della Serie A fino a oggi, un giocatore veramente di livello top, un vero top. De Bruyne, come quello che io continuo a ripetere, che dovrebbe tutta la Serie A essere orgogliosa di avere un giocatore del genere che calcherà i nostri campi. Ovviamente il Napoli in primis, perché il Napoli avrà l'opportunità, la fortuna e la capacità di poter schierare un giocatore così, perché comunque è riuscito a ingaggiarlo nonostante avesse richieste anche da un punto di vista economico molto più importanti da altri campionati, non per ultimo l'Arabia Saudita si parlava, però il Napoli è riuscito a conquistarlo, non solo ad acquistarlo ma anche a conquistarlo con tutto quanto fa Napoli, non solo a livello sportivo ma anche a 360 gradi, tant'è che lo stesso De Bruyne aveva fatto anche il viaggio di nozze a Napoli. Cioè, sono tutti magari piccoli però dettagli che messi sul piatto hanno fatto apporre la famosa firma di De Bruyne sul contratto del Napoli, un giocatore che io ritengo non essere più all'apice della carriera, questo è oggettivo a mio modo di vedere. Però è un giocatore che ha ancora tanto da dare, specialmente in un campionato italiano dove comunque a fronte di una tattica che, detto dagli esperti, è comunque a livello top nel mondo, però a livello comunque agonistico non è il campionato, la Premier League inglese. Però la Premier League, Antonio, ha portato bene al Napoli nella scorsa stagione. Un certo Scott McTominay, che è chiuso da MVP della Serie A, 12 gol messi a referto. Se pensiamo a questa accoppiata, viene in qualche modo inquadrata già qual è la prossima squadra a disposizione di Antonio Conte. Assolutamente sì, e poi il Napoli, diciamoci la verità, aveva bisogno di un innesto del genere, proprio di questa caratura internazionale, sia in termini di tasso tecnico ma anche proprio in termini di esperienza europea, perché comunque l'anno prossimo il Napoli giocherà anche la Champions League e la rosa che aveva Antonio Conte fino a questa stagione chiaramente non era spendibile per il doppio confronto. Lo abbiamo visto nelle ultime giornate di campionato, un Napoli che comunque faceva fatica, che appena aveva sentito uno
nuovamente il fiato sul collo dell'Inter, aveva avuto delle difficoltà da questo punto di vista. Un innesto come De Bruyne, che sono d'accordo con Cesare, non è sicuramente all'apice della sua carriera, che però nel campionato italiano, per il livello del campionato italiano attuale, sicuramente fa ancora la differenza, mette il Napoli sicuramente ancora di più un gradino sopra le rivali, in primis perché ha lo scudetto cucito sul petto e perché poi comunque De Laurentiis sta proseguendo in questo rapporto con Antonio Conte e sta dando ad Antonio Conte quello che lui richiede. Aveva chiesto nuovi innesti, ti presenti subito pronti via con Kevin De Bruyne, è un buon viatico. Poi anche gli ulteriori acquisti, poi magari ne parleremo, anche Noah Lang. Si cerca di aumentare la competitività anche nelle alternative ai titolari e da questo punto di vista sicuramente il Napoli in questo momento è la squadra italiana che meglio si è mossa fino ad ora sul mercato. L'acquisto di Kevin De Bruyne fa rima con Champions League, lì dove il Napoli tornerà dopo un anno sabbatico, e fa rima con le ambizioni di Antonio Conte, che ha parlato anche dei suoi percorsi europei nel corso della conferenza stampa che ha tenuto proprio ieri. Ma il mister Salentino ci ha tenuto a sottolineare che lui ha avuto soltanto 6 occasioni per partecipare alle competizioni europee, avendo anche un po' di nostalgia rispetto a quelle occasioni in cui non è riuscito a proseguire più tempo sulla stessa panchina, e anche in questo caso ha ricordato queste 6 partecipazioni che diventeranno 7 con il Napoli. Mai a livello di quello che poi è riuscito a fare nei rispettivi campionati. Ricordiamo la finale di Europa League, poi in Champions non è arrivato oltre i quarti, l'ha fatto con la Juventus. Kevin De Bruyne è un colpo che può aiutare anche sotto questo fronte, e il centrocampista ex Manchester City ha parlato anche del mister Salentino. Ascoltiamo le sue parole. I would say we have not really talked that much. We've talked a couple of times on the pitch how he sees it a little bit, but I know him a little bit obviously because playing when he was at Chelsea or Tottenham, but I think he also played in a I would say a different system at the time. I would say we play with 5 in the back, and it seems like it's different over here. But I know him already as a very tactical coach, and obviously it's for me a really good sign that a coach like him wanted to stay, because he's been one of the best coaches in the last decade, I would say, and his performances with the team show for itself. So it's nice for me also to start learning under him, but I would say we only had about 2 little bit of a tactical session, so I'm trying to look around, what they do, what the team does, and trying to understand. And obviously we got still like 5-6 weeks to go till the season starts, so I'm giving myself the opportunity to look around, to look at how the team works, how the coaches work, with the team, and I'm sure in 5-6 weeks I will understand fully, but yeah, it looks good for the moment, so I'm happy. Kevin De Bruyne sottolinea che ha avuto ancora poche occasioni per parlare direttamente con Antonio Conte, che però conosce per le sue esperienze in Premier. Michele ricordava quando con il Chelsea e con il Tottenham Antonio Conte era solito schierare una difesa a 5. Nelle ultime apparizioni del Napoli noi abbiamo visto una difesa a 3, ma il mercato, complice anche l'arrivo di Beuchema, ci porta di fatto ad avere 5 centrali per 2 posti. È ipotizzabile un, chissà, anche cambio di modulo nella prossima stagione del Napoli? Vedendo i giocatori a disposizione di Conte e quelli che poi De Laurentiis gli sta acquistando sul mercato, credo che la linea tracciata sia quella di inizio campionato, di buona parte del campionato, perché poi l'anno scorso abbiamo visto una difesa a 3 o comunque un Napoli che cambiava modulo per esigenze dovute agli infortuni. L'anno scorso, quando non c'è più stato Kvaratskhelia, l'esterno di sinistra era Neres, oppure più delle volte ha dovuto inventare Spinazzola. È passata una difesa a 3 quando la situazione tattica diceva che la miglior pedina da mettere era Raspadori esterno era diverso che un Raspadori nel 3-5-2 dietro a Lukaku. Quest'anno, per come è costruita, è vero, ci sono tutti questi difensori, però dal servizio anche che abbiamo visto qualche istante fa, anche l'acquisto di Wallo Sanchez opta per dare un ricambio a Di Lorenzo. Sì. Vedo delle mosse
atte a dare la possibilità a Conte di cambiare, visto il doppio impegno, chiamiamolo doppio perché poi c'è anche la Coppa Italia e la Supercoppa, però per cercare di non abbassare mai l'asticella, cioè Rachmani buongiorno, si inserisce Beukema al posto di uno dei due dal momento in cui uno dei due deve rifiatare. Se dovesse arrivare Juanlo Sanchez, se esce Di Lorenzo c'è lui, se non c'è Olivera c'è Spinazzola, a centrocampo dovrebbe essere quello dell'anno scorso, poi bisogna far giocare anche De Bruyne perché è arrivato De Bruyne, davanti c'è Neres, se non gioca Neres entra Lang, stiamo parlando di un 4-3-3 però, se non gioca Lukaku gioca Lucca. Io credo che il Napoli, Conte abbia idea di mantenere un po' lo schema tattico della passata stagione iniziale e per buona parte del campionato, che poi era quello che aveva fatto esprimere a Napoli il gioco, ma anche i risultati migliori, e gli acquisti secondo me sono fatti proprio per dare cambio a cambio a ogni tipo di giocatore sul terreno di gioco. Se pensiamo a Nolang, ad esempio, l'acquisto atto a dare imprevedibilità e anche qualità alla coppia Politano-Neres, che ricordiamo è stata tenuta a sopperire all'assenza e alla partenza di Kvicek-Kvaratskhelia, che ha in qualche modo messo una difficoltà importante davanti ad Antonio Conte. Cesare, che poi comunque è riuscito a superare quelle difficoltà e proprio con queste variabili tattiche messe in campo nel corso delle partite, adattandosi a quello che accadeva, adattandosi all'avversario, è comunque riuscito a portare a casa il risultato. È una batteria di esterni però che aspetta ancora un ingresso. Il principale indiziato sembra essere ancora Ndoye, anche se lo sentivamo prima dal servizio, il Nottingham Forest è comunque in attesa di vedere quali possono essere gli sviluppi. Come vedi lo svizzero dal Bologna al Napoli? Ma innanzitutto vediamo se arriverà, perché comunque il Bologna è diventata una boutique di lusso, verrebbe da dire, giustamente ha da vendere al miglior offerente se il Bologna vuole vendere dei giocatori di primo piano. Abbiamo visto Beukema, insomma, è andato al Napoli per 30 milioni, Ndoye si parla di 40, al che il Napoli per il momento ha risposto di no. Bisogna vedere innanzitutto se si riesce. Adesso l'ultima che si dice è l'ingresso anche del Nottingham Forest. Quando si parla di squadre di Premier League, il più delle volte bisogna, insomma, magari è un po' triste da dire, però bisogna dire prego, andate avanti, perché comunque insomma la potenza finanziaria e economica di squadre di Premier League, anche non i top team, ma anche, insomma, ci sono anche delle statistiche nero su bianco che dimostrano come l'ultima classificata della Premier League incassi cifre che il Napoli, campione d'Italia, si sogna, come diritti TV, eccetera, così. Quindi insomma, Ndoye, che sembrava nei giorni scorsi, settimane scorse, molto più vicino a Napoli, adesso si sta un attimino complicando. Abbiamo sentito anche le parole di Di Vaio, il direttore sportivo del Bologna, che insomma saranno anche dichiarazioni tra virgolette di facciata, però giustamente lui fa gli interessi della sua società, e insomma il Bologna, ripeto quello che ho detto all'inizio, è diventata una boutique, perché comunque i risultati di queste ultimissime stagioni dimostrano che i giocatori che aveva e alcuni che ha ancora in rosa sono fior di giocatori, tant'è che lo dimostrano i quattrini che il Bologna ha incassato nel venderli, non per ultimo lo stesso Napoli con Beukema. È anche per questo motivo che ci sono delle alternative, cioè il Napoli non registrerà il no di Ndoye, come allora non compriamo nessun altro, ma pensa già a quello che potrebbe essere il piano B rispetto all'esterno del Bologna. Si parla forte del possibile ritorno di Chiesa, si parla anche di Nusa dell'Ipsia, sono fatti tanti nomi, si è detto anche Grealish, ma ripeto, Chiesa che poi farebbe anche comodo a Gattuso, che più volte ha invocato il ritorno in Italia di Chiesa, anche perché lo vede protagonista nella nostra nazionale italiana. Questo però fa capire proprio come il Napoli non si ferma, sta veramente facendo una seconda formazione, cioè esce uno, entra l'altro, va fuori Politano, entra Chiesa. Io non so quante squadre, perché poi l'anno scorso spesso si parlava, ma io più volte mi sono espresso che le barzellette senza il finale non fanno molto ridere, che l'Inter aveva 2 squadre. Queste sono 2 squadre. L'Inter l'anno scorso non aveva minimamente 2 squadre, se questa è la seconda squadra del Napoli. Voi metteteli giù a 1-1, ma Juanlo, Beukema, Milinkovic-Savic in porta, De Bruyne a centrocampo, Noah Lang, Chiesa o chi per lui se non Ndoye e Lucca davanti, questa è una seconda squadra. No, Arnautovic, Correa e compagnia cantante. Cioè, questa è una seconda squadra. Cioè,
De Laurentiis sta lavorando veramente per dare a Conte, la butto lì, 0 alibi, perché lui chiederà a Conte di fare quello che ha fatto l'anno scorso in campionato e di andare avanti in Champions League. Cioè, De Laurentiis ha delle idee chiarissime. Oggi eravamo in trasmissione insieme e si diceva ma De Laurentiis sta facendo tutto questo per Conte. De Laurentiis sta facendo tutto questo per il Napoli. Cioè Conte è un tassello come Beukema, è inutile che si offenda perché magari non ci ascolterà, ma qualcuno magari glielo riferisce, ma Conte è un tassello, tanto quanto Beukema è un tassello per la difesa, tanto quanto Lucca, cioè è stato bravo De Laurentiis a trattenere Conte, sì perché vuole un top allenatore, ma se Conte fosse andato via, lui avrebbe preso un top allenatore perché il progetto di De Laurentiis, che avvolgete il nastro da dove ha preso al Napoli e da dove ha portato il Napoli, 2 scudetti in 3 anni e adesso il ritorno in Champions League con 2 squadre, cioè De Laurentiis sta facendo veramente le cose in grande e quindi questo è il progetto, non arriva in doie, non dico chi se ne frega, però va avanti uguale, prende un altro top o comunque giocatore che ripeto, uno dice prende Chiesa, ma può essere vista come un rimpiazzo Chiesa. Chiesa è un giocatore che, non so, fino a 2 anni fa era titolare della Juve, quindi capito, questo è il must, il percorso che vuole fare De Laurentiis e che vuole far fare De Laurentiis al suo Napoli. Anche perché Antonio Conte l'anno scorso, lo ricordiamo, ha più volte recriminato e anche con toni molto accesi il mancato intervento sul mercato, soprattutto quando a gennaio è stato venduto Kvaratskhelia e non è arrivato un sostituto alla sua altezza, è arrivato Okafor e proprio Okafor potrebbe essere un riciclo di mercato che potrebbe tornare utile perché anche il Bologna comincia a guardarsi intorno, Antonio, alla luce del fatto che la trattativa non è ancora chiusa, nonostante, ci ricordava prima il nostro Cesare, le dichiarazioni di Di Vaio che ha detto che al momento non è pervenuta alcuna offerta per l'esterno svizzero, potrebbe essere un depistaggio, ha parlato pure di rinnovo, ma anche questo non esclude alcun tipo di eventuale scenario che possa portare lo svizzero al Napoli. Il ritorno di Chiesa in questo mercato di balorda nostalgia, con Bernardeschi, con Immobile, come lo vedi, Antonio? Ma guarda, io su Chiesa non sono assolutamente attendibile perché lo ritengo uno dei giocatori italiani più forti nonostante i suoi ultimi periodi di flessione, quindi per me Chiesa in questo momento in qualsiasi squadra italiana dovesse arrivare, arriva e fa il titolare senza ombra di dubbio, soprattutto in una squadra come il Napoli. Ma poi sposo quello che diceva in pieno Michele, ossia l'anno scorso il Napoli non aveva delle alternative ai titolari credibili. Se non giocava Di Lorenzo, con tutto il rispetto, giocava Mazzocchi. Se uno dei 2 centrali aveva un raffreddore, giocava Juan Jesus, che ha fatto un ottimo campionato. Adesso il livello si sta alzando e se hai un'alternativa, tra virgolette, come Chiesa, che non è un'alternativa ma è effettivamente un secondo titolare, un titolare B, chiaramente il livello lo alzi e soprattutto non lo fai per Conte, lo fai per il Napoli, anche perché, riagganciandomi a quello che diceva Michele, De Laurentiis lo ha fatto capire anche in un tweet di qualche settimana fa, il mercato lo fa la società, il mercato lo fa la dirigenza, non lo fa l'allenatore e il Napoli viene prima di tutti. I tifosi del Napoli possono solo che sognare in questo momento e mi viene da sorridere se penso che c'è più di qualche tifoso nell'ambiente napoletano che ha qualcosa da ridire a De Laurentiis. È un presidente che nel corso degli ultimi 21 anni, da quando ha rilevato il Napoli che era messo in cattivissime acque, ha risollevato i bilanci, ha dato una solidità economico-finanziaria al Napoli, ha riportato il Napoli a essere una formazione credibile nella lotta per la Serie A, per lo scudetto, ha comunque giocato anche le coppe europee, quest'anno tornerà a giocare la Champions League. Davvero, io onestamente non ricordo un presidente così che ha così a cuore le sorti del Napoli, così vincente, perché poi negli ultimi 3 anni ha vinto anche, che era quella che era la pecca, diciamo, che gli si imputava nell'ambiente. Davvero, in questo momento credo che non gli si possa muovere alcun appunto. Nel frattempo il nostro Alessandro De Simone, del coordinamento giornalistico, ci ha fornito una prova schiacciante rispetto al concetto che prima ha sviluppato il nostro Michele Moretti, ovvero il comunicato di qualche tempo fa col quale il Napoli ringraziava i giornalisti, tutti noi speculatori in studio, ma ha sottolineato che è il Napoli che fa il mercato, quindi non è Conte, non è Manna, non è De Laurentiis. Sì, no, ma cioè tutto davvero, cioè vedo proprio un piano studiato a tavolino e ben eseguito, perché poi, ripeto, siamo a
maiuscolo pure, tra l'altro. Sì. Così, laddove Caps lock. dovessi un attimo distrarti, no? Bello, è il Napoli Vorrei fa che il questa frase fosse poi la frase finale al 31 agosto, che quando si chiederà chi ha fatto il miglior mercato, il Napoli ha fatto il mercato, gli altri hanno guardato, no? Perché Mi obiettivamente sa quello che che il sta rischio è succedendo quello. è questo, perché io non so quale altra squadra di Serie A possa pensare di fare i colpi che ha fatto adesso il Napoli, perché poi il problema è che non si ferma, cioè fino a 3 giorni fa eravamo a 4-5, adesso siamo a 5-6, sta facendo dei signori colpi e ripeto, lo stesso Chiesa sì, sarebbe un ritorno, però non è minimamente paragonabile al 31enne Bernardeschi, al 34enne Immobile, a 27 anni Chiesa, cioè sarebbe davvero ripeto, se non prendono Endoi, perché poi obiettivamente sembra che il Napoli non abbia particolari problemi. Adesso poi in tutto ciò sta facendo mercato senza l'uscita di Osimhen. Se poi esce Osimhen ed entrano altri soldi, ripeto, occhio a chi li prende, perché davvero è il Napoli che sta facendo mercato e le altre non dico che balbettano, però sono acquisti diversi. Chiaro, la Juventus ha preso David, punto. L'Inter ha fatto incetta di giovani, se prende Lukman gran colpo, però ripeto, il Napoli di gran colpi ne sta facendo uno dietro l'altro. Anche sotto il profilo del marketing, perché voi siete tutti quanti lì a puntare il dito sulla maglia con la scritta sbagliata, l'H di Authentic messa prima, messa dopo, e nel frattempo le vendite Schizzano. Schizzano perché di fatto si sa che potrebbe diventare una limited edition. Certo. Nel frattempo sono arrivate anche le dichiarazioni della figlia di De Laurentiis, che è anche colei che si occupa della linea del merchandising, che ha di fatto asserito che resteranno così le maglie. Ha detto: è diventato virale un refuso presente sul logo di certificazione di autenticità delle maglie appena lanciate e che è presente anche sulle divise dei portieri. Potrei cercare scuse o correggerlo nel resto della produzione, ma invece preferisco lasciarlo così com'è, trasformandolo in un'occasione per lanciare un messaggio. Chi lavora può inciampare, hai capito, Moro? Capito che poi costa pure 100 euro sta maglia, però perché il logo è invisibile e bisogna andarlo a trovare. Vedi se al posto della N di Napoli mettevano una M, che cosa succedeva? Sono tutti bravi a fare, no, nel senso, abbiamo la foto della maglia, abbiamo fatto vedere. Apprezzabile, perché ripeto, l'errore non è così, diciamo, visibile eclatante, e grossolano, vistoso. esatto, è qualcosa che devi Nemmeno andare si vede proprio, in questa foto, perché capito, un conto è, ripeto, mettere una M al posto di una N, un conto è spostare l'H, certo è un errore, però ripeto, è una scelta particolare che non lo so. Fa ridere perché dovrebbe provare come poi a Napoli sono particolarmente no? scaramantici, non vorrei che fosse anche una questione di scaramanzia, cioè l'abbiamo apposta. fatta così, quindi questo così. è che guai chi la cambia, perché Comunque, volente o nolente, siamo qua a parlare E noi. che ti ho detto, infatti, Certo. operazione Anche di questo è marketing marketing. ben Perfetto. riuscita, cara Valentina De Laurentiis, hai vinto tu, altro sì. che Authentic Sì. con l'H, senza H, con l'H in mezzo. Per chiudere il momento dedicato al Napoli, ascoltiamo un altro estratto di Kevin De Bruyne. Abbiamo speculato molto su quale potrebbe essere l'assetto tattico e dove collocare in campo il giocatore ex City. Ha parlato anche lui a tal proposito, ascoltiamolo. It doesn't really matter. Positions are positions. I feel like positions is something that happens before the game, and then you play depending on what space you get from the other teams, what tactical positions your team plays. So it all depends on situation in the game. You know, it's just a phrase of playing 4-3-3, 3-4-3, because every situation depends on the situation that happens, or when you lose the ball or when you have the ball. So everything is in movement, I would say, these days. It's not like a set thing. And then obviously I think in the games it can also change, you know. So I'm not really sure. So any of that. I would say in Italian, Napolitan. I wouldn't say I learned like one word. I think I can understand a little bit. You know, when you ask the questions, I can understand. It goes a little bit quick, and I can speak a few words. But I'm not ready to do any interviews in Italian. But I'm gonna learn. I'm gonna take lessons with my wife. I think it's important also to learn the language of the country, and once I'm ready I will be able to do interviews, but give me some time, please. questa è anche la grandezza del calciatore, Capito? perché
Sembra una cosa banale, però l'importanza di parlare italiano, tu l'ascolti e dici, vabbè, che cosa ha detto? Non tutti i calciatori che vengono in Italia si mettono lì dal giorno 1 o comunque da subito a imparare italiano. L'importanza di parlare la lingua, di capire anche semplicemente lo sfogo dell'allenatore o del compagno, che ovviamente arriva in italiano, perché sei in Italia, allenatore italiano, e tu magari capisci la parola ma non capisci il modo di dire o quello che sta cercando di passare. Quindi questo è anche un comportamento da grande giocatore, anche per queste piccolezze che non sono banali però. Per entrare meglio nella cultura napoletana. Poi, Kevin, abbiamo capito che ti sei quasi offeso. In quale parte del campo collocarmi? Ma io sono Kevin De Bruyne. Sono KDB, hai guardato un po' di mie partite. Esatto. Ha detto alla fine una questa. grande verità De Bruyne, diamogliene atto, che alla fine tanto sono numeri questi schemi, che poi giustamente, adesso scherzi a parte eccetera, siamo noi addetti ai lavori, gli allenatori eccetera, a volte anche per giustificare un po' insomma insuccessi eccetera, però un fuoriclasse come lui che si è presentato poi con questa nonchalance, sembrava che fosse al Napoli da anni, sembrava anche dal body language col quale stava parlando eccetera. Adesso alla fine, poi ha detto anche dal punto di vista tattico una grande verità, è un continuo movimento, cioè chi è che si fossilizza su uno schema a maggior ragione nel calcio di oggi? Cioè, esatto. lui che ha avuto un maestro dei maestri come Guardiola. Ecco, sono curioso di sapere quale sia la parola in napoletano che hai imparato fino adesso, però credo che dovremmo, Ma di solito si inizia parlarne dalle un'altra parole volta un po', fuori onda. si inizia dalle parole scurriliche ad Antonio, quindi non credo che il suo vocabolario possa essere fruito via TV. Bene, noi per il momento ci fermiamo, tra poco apriremo altre parentesi dedicate alla Roma con le prime dichiarazioni di Giampiero Gasperini, lo conosciamo, non ci aspettavamo qualcosa di diverso, parleremo anche di Milan, il casting per i terzini continua. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Bentrovati con la seconda parte di Calcio Weekend. Ci siamo soffermati sulle questioni in casa Napoli, adesso ci spostiamo nella capitale perché il primo test estivo per la Roma di Giampiero Gasperini termina in goleada contro il Trastevere, squadra che milita in Serie D e che è un abitué delle questioni estive per quanto riguarda la Roma. Ovviamente non è il risultato a far parlare, ma ci sono altri indizi legati a Paulo Dybala che resta in campo per 45 minuti dopo il grave infortunio che è andato in corso lo scorso marzo al tendine semitendinoso della coscia sinistra. Si è ripreso, doppietta per lui che ha sopperito l'assenza di Dobby che ha giocato per la prima porzione di gara, ma a far discutere sono le dichiarazioni di Giampiero Gasperini che esorta già la società sul mercato. Ascoltiamolo insieme. Fratelli e sorelle del tifo azzurro, ben ritrovati sul nostro canale, dove ogni giorno vi portiamo dentro il cuore pulsante della SSC Napoli. L'estate è calda, caldissima, e non solo per le temperature. Il calciomercato del nostro Napoli sta regalando emozioni a raffica. Dopo i colpi già messi a segno, ora nel mirino ci sono altri 4 nomi che potrebbero completare un organico da sogno per mister Antonio Conte. E attenzione, perché una delle operazioni è praticamente chiusa. Juanlu Sanchez è pronto a sbarcare a Napoli. Vi racconto tutto nel dettaglio. Partiamo dal quadro generale. Il nuovo Napoli sta prendendo forma e lo sta facendo seguendo con rigore le indicazioni del nuovo comandante Antonio Conte. L'allenatore salentino è stato chiaro con la società. Per affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa sotto ogni punto di vista, servono uomini motivati, versatili, pronti al sacrificio ma anche di grande qualità tecnica. E allora, dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne, Luca Marianucci, Noah Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare senza sosta. L'obiettivo? Consegnare al mister una rosa completa in ogni reparto, già entro la fine di luglio. Secondo quanto riportato da Il Mattino, sul taccuino del dirigente azzurro ci sono altri 4 profili in entrata: un portiere, un terzino destro, un centrocampista e un esterno offensivo. Si tratta di ruoli strategici, nei quali Conte pretende ricambi affidabili e di alto livello. Il nome caldo tra i pali è sempre quello di Vanja Milinković-Savić. Il portiere serbo, attualmente in forza al Torino, è vicino a vestire l'azzurro. Le trattative con il club granata sono a buon punto e l'intesa economica sembra ormai raggiunta. Manca solo l'accordo finale su alcuni dettagli contrattuali, ma la sensazione è che l'affare possa essere ufficializzato a breve.
Milinkovic-Savic andrebbe ad affiancare Alex Meret, che ha recentemente rinnovato il contratto con il Napoli, garantendo così solidità ed esperienza tra i pali. Per quanto riguarda la fascia destra, il nome cerchiato in rosso è quello di Juanlu Sanchez. Classe 2003, prodotto del vivaio del Siviglia, è un terzino moderno, capace di giocare sia in una linea a 4 che come esterno a tutta fascia in un 3-5-2 o 3-4-3, un profilo ideale per gli schemi di Conte. La trattativa con il club andaluso è in stato avanzatissimo, tanto che il giocatore è stato escluso dai convocati per l'amichevole del Siviglia contro il Sunderland, un segnale inequivocabile che l'affare è alle battute finali. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Mucho Deporte, la partenza di Juanlu per l'Italia è prevista tra lunedì 21 e martedì 22 luglio. Manca solo la definizione di alcuni aspetti burocratici, ma tutto lascia pensare che il giovane spagnolo sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Il ragazzo ha già chiuso l'esperienza con la nazionale spagnola Under 21 agli europei e ora è pronto per la sua prima avventura in Serie A. Sarà lui l'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, capitano e punto fermo della squadra, ma che avrà bisogno di tirare il fiato durante la stagione. Con 4 competizioni da affrontare, campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa italiana, le rotazioni saranno fondamentali. Il possibile arrivo di Juanlu apre anche un interrogativo sul futuro di Pasquale Mazzocchi. L'esterno napoletano, arrivato a gennaio scorso dalla Salernitana, ha diverse richieste sul mercato e potrebbe chiedere di essere ceduto per trovare maggiore spazio. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, ma anche dalle scelte tecniche di Conte. Passiamo al centrocampo. Qui il Napoli guarda con interesse a Fabio Miretti, talento classe 2003 della Juventus. Il giocatore è reduce da una stagione altalenante in bianconero, ma le sue qualità non sono mai state in discussione. Tecnica, visione di gioco, capacità di inserimento e un'ottima lettura tattica fanno di Miretti un elemento molto apprezzato da Conte. Tuttavia non è l'unico nome sul taccuino. La dirigenza azzurra sta valutando anche altre opzioni, sia in Italia che all'estero. La priorità è quella di aggiungere un centrocampista in grado di garantire freschezza e dinamismo, capace di affiancare De Bruyne, Anguissa, Lobotka, infine attenzione all'esterno offensivo. Il primo nome resta quello di Dan Ndoye del Bologna, già seguito da tempo e per il quale il Napoli è pronto a formulare una nuova offerta. Ma non è l'unica pista. Dalla Juventus si guarda anche a Federico Chiesa, mentre dal Belgio spunta il nome di Antonio Nusa. Quest'ultimo è un classe 2005 del Club Brugge, uno dei giovani più promettenti d'Europa. Rapido, imprevedibile e con un futuro luminoso davanti, potrebbe rappresentare il classico colpo in prospettiva, ma già pronto per dire la sua in Serie A. Come si vede, il Napoli sta operando con lucidità e determinazione. Ogni innesto viene valutato con attenzione, con l'obiettivo di costruire un gruppo equilibrato, profondo e soprattutto compatibile con le esigenze tattiche di Antonio Conte. E non è un caso che ogni nome emerso fino a questo momento corrisponda a un profilo preciso, in linea con le caratteristiche richieste dall'allenatore. Il progetto è chiaro, il Napoli non vuole essere solo protagonista, ma anche vincente. Dopo un anno difficile, il club azzurro vuole tornare a competere per lo scudetto, essere protagonista in Champions League e alzare almeno un trofeo tra Supercoppa e Coppa Italia. Per farlo servono uomini giusti e programmazione, e finora la direzione intrapresa è quella corretta. Insomma, tifosi del Napoli, prepariamoci a un'estate ancora lunga, ma piena di sorprese. Il mercato è in pieno fermento e nei prossimi giorni potremmo avere nuove ufficialità. Juanlu è a un passo, Milinkovic-Savic in arrivo, e chissà che non arrivi anche il colpo all'effetto per l'attacco. Rimanete connessi perché il Napoli non si ferma, e come sempre, forza Napoli!